Questa trasmissione è offerta da Nautica Ceccherini. Eccoci qui al punto, benvenuto al sindaco di Marano Lagunare, Mauro Popeso. Benvenuto sindaco. Buongiorno a tutti, grazie mille Enzo per l'invito di oggi. Ecco bene, allora intanto vediamo com'è la situazione generale lì a Marano Lagunare, no? La pandemia continua, il lockdown purtroppo di nuovo c'è. Sì, effettivamente anche qui ecco, i primi effetti di questa terza ondata si fanno sentire sicuramente. Come gli altri sindaci della regione, anch'io ricevo giornalmente ecco, l'aggiornamento, le liste ecco, delle persone, dei maranesi che sfortunatamente sono risultati positivi. Ad oggi ecco, la situazione a Marano conta di 12 persone positive ecco, e circa una quindicina in quarantena. Su 1800 abitanti ecco, capiamo che l'incidenza comincia a diventare anche qui abbastanza diciamo, da tenere sott'occhio. Questa volta ecco, la zona rossa sicuramente è arrivata nel momento giusto, ecco, almeno per quanto riguarda la zona di Marano della bassa friulana. Se fino a qualche settimana fa i contagi veramente si contavano sulle dita di una mano, ne avevamo 3-4, ecco, adesso sono riesplosi nel giro dell'ultima settimana, ecco, devo dire. Mm-hmm. Ecco, secondo te questo è dovuto un po' a poca attenzione, a pochi controlli, oppure è qualcosa non penso, ecco, perché comunque io credo che i comportamenti ecco, delle persone siano consapevoli adesso. Se si poteva parlare ecco, di mancati controlli o comunque di persone che non rispettavano le regole e le disposizioni magari nei primi mesi della pandemia, io penso che adesso effettivamente siamo di fronte a questa terza ondata con la variante inglese che effettivamente sta avendo il suo effetto. Dal mio punto di vista, fino a quando non ci vaccineremo tutti, saremo sempre alle prese con questo dramma. Ecco. Per cui auspico veramente che le vaccinazioni riprendano su base molto importante un po' per tutti noi. Ecco, senti, lì a Marano avete anche una stazione dei ragazzi che sta un momentino complicando un po' la situazione? Oppure sta... Decisamente sì, è una situazione che vado a definire molto drammatica. Ormai a Marano, specialmente nel porto di Marano, è dal 2015 che non si draga, Enzo, e con la regione nel corso del 2019, del 2020 e nell'inizio diciamo, di quest'anno si era cercato di definire quelli che dovevano essere i lavori da fare entro l'estate del 2021. Un processo che era partito, devo dire la verità, ancora con la fine del 2019. Era stato convocato un tavolo a Roma dove ho presenziato appunto anche io, il mio collega sindaco di Grado e la sindaca di Monfalcone. Un tavolo convocato dalla regione, dall'assessore Pizzimenti e dall'assessore Bini, che all'epoca si occupava appunto della questione dragaggi, un incontro a Roma che doveva essere risolutivo per quanto concerne il dragaggio sia nella laguna di Marano ma nel litorale, ma in tutto il litorale ecco, del Friuli Venezia Giulia. Da questo tavolo è emerso un parere del Ministero dell'Ambiente che sembrava abbastanza risolutivo per quanto concerne i lavori di dragaggio all'interno della laguna di Marano. Si pensava di partire diciamo a spada tratta e così la regione effettivamente ha fatto, ha progettato gli interventi, ha stanziato le somme dedicate appunto ai dragaggi in laguna di Marano
siamo stati ad un passo dall'avvio dei lavori che dovevano cominciare nel giro di qualche settimana e si è di nuovo tutto bloccato per una interpretazione delle autorità competenti che dicono attenzione, qui in Laguna di Marano si deve applicare il decreto ministeriale 173 che di fatto blocca i lavori in Laguna di Marano. Li blocca e per cui noi abbiamo una situazione drammatica per quanto riguarda la pesca, per quanto riguarda il diporto, per quanto riguarda la cantieristica artigiana che ad oggi sta mandando via i clienti. Loro non possono ricevere determinate imbarcazioni perché non c'è il pescaggio. E poi c'è la questione delle barche turistiche che partono da Marano per portare i turisti nella zona della riserva di Foce dello Stella, che non riescono né ad attraccare in porto a Marano e né ad entrare nella Foce dello Stella. È una situazione drammatica. Quindi un danno enorme per il comune di Marano, e qui si può fare benissimo un appello alla regione che in qualche modo intervenga presso il governo, perché veramente sta mettendo al soqquadro un po' l'economia maranese, insomma, anche perché anche i pescatori, io penso siano veramente preoccupati, ma il mercato la situazione, come dicevo, è molto grave e specialmente in questo periodo in cui le escursioni di marea sono molto elevate, ci sono determinate barche che non riescono ad ormeggiare e questo è un problema anche per la sicurezza degli equipaggi. L'altro giorno una barca si è dovuta fermare a centro canale e sono dovuti andare a prendere l'equipaggio con una imbarcazione più piccolina, cioè siamo arrivati a questo punto. Mi hai anticipato dicendo appunto di sollecitare la regione. Noi abbiamo sollecitato la regione dal primo giorno in cui siamo arrivati ad amministrare Marano e la regione si è mossa subito verso la risoluzione del problema dei dragaggi. Come dicevo prima, sono stati stanziati i soldi, i progetti sono pronti, ma non si draga. Io ho chiesto... Le autorità marittime in qualche modo dovrebbero anche loro venire, perché è uno sfregio alla laguna anche. Devo dire assolutamente di sì, ma il blocco e l'interpretazione della norma arriva proprio dall'autorità marittima, che io veramente invito a guardare i risvolti economico e sociali di questa situazione, perché noi ci troviamo nella situazione di essere al punto di non ritorno e di vedere il nostro porto verso la chiusura, perché io non uso mezzi termini a questo punto, perché siamo ad un passo da chiudere il porto. Io ho chiesto lunedì, ho mandato una richiesta di incontro ufficiale urgente al presidente Fedriga perché dobbiamo veramente risolvere questa situazione. Trovare una soluzione, insomma, ecco. Non abbiamo più tempo. Caro Sindaco, ci sono altri lavori in corso che comunque continuano, penso. Quali sono? Sì, assolutamente. Noi abbiamo un cantiere ancora in piedi, è un cantiere che ci sta dando sicuramente dei pensieri la notte, ecco. È il cantiere del ponte sul canale Molino, un ponte fondamentale per la cittadinanza qua a Marano e per Marano stessa, che al momento attuale i lavori stanno dividendo il paese in due, un lavoro da 1 milione di euro, un lavoro che è cominciato nel novembre del 2019, i lavori sono proseguiti subito in maniera abbastanza rapida, è arrivato il Covid ha bloccato di fatto questi lavori. Nel frattempo una delle aziende all'interno ha avuto dei problemi societari, ecco, questo ha bloccato ulteriormente la questione. Siamo riusciti a sbloccare il tutto nell'autunno del 2020
Ad oggi, ecco, è proprio questione di qualche giorno, stanno arrivando effettivamente, finalmente, i primi pezzi in cantiere per vedere una volta per tutte costruito questo ponte che è sicuramente fondamentale per tutte le attività maranesi, ma anche e soprattutto per quello che è la visibilità del nostro borgo verso l'esterno, perché sinceramente fare un'altra estate con il cantiere appeso proprio all'inizio del porto, sinceramente non sarebbe cosa buona. E senti, la questione delle UTI non sono mai attivate, avete Sì. un iter diverso oppure fate da soli? Noi abbiamo avuto, devo dire la verità, un'esperienza a doppia faccia per quanto riguarda le UTI. Io sono stato molto critico quando ancora ero in minoranza in consiglio per l'adesione, ecco, che è stata fatta dal Comune di Marano alle ex UTI a questo punto. Molto critico perché l'UTI prevedeva la condivisione di quasi la totalità dei servizi, spogliando completamente gli enti locali, i comuni, da tutte le proprie funzioni. Ecco. Io ritengo che determinate funzioni debbano essere comunali e debbano rimanere all'interno del comune per essere vicine, prossime al cittadino. Con le comunità siamo andati verso innanzitutto la volontarietà nell'adesione e anche la volontarietà nell'adesione dei determinati servizi. Io ho ritenuto assieme alla Giunta che questo fosse effettivamente il modo corretto di approntare una collaborazione con gli altri comuni. E devo dire la verità che all'interno della comunità Riviera Friulana, che è stata costituita dal 1° di gennaio, ecco, portiamo sicuramente il buono di quello che è stata l'esperienza dell'UTI, e per questo dicevo che è stata una esperienza a doppia faccia. Da un lato la critica verso la struttura dell'UTI, dall'altro la positività, ecco, del mantenere i rapporti anche con gli altri sindaci del territorio limitrofo. L'esperienza passata ha seminato bene anche nella nuova esperienza. Sì, soprattutto per i rapporti, ecco, nei confronti degli altri sindaci degli altri comuni. Abbiamo fatto una bella squadra. Ecco. Ecco, senti, in chiusura di questa chiacchierata, no? C'è un governo nuovo, un governo di tutti dentro, in sostanza. Sì. Dovrebbero fare del bene. E che cosa ti aspetti? Io penso che per i ragazzi lo fare. Ma per io invece mi aspetto proprio che ci sia una svolta. Con l'ingresso anche della Lega nuovamente all'interno del governo, ci sono, ecco, persone anche sottosegretari anche friulani. L'onorevole Gava è sottosegretario proprio al nuovo Ministero della Transizione Ecologica, che cercheremo sicuramente di sfruttare questa posizione proprio per avere per essere dirimenti nella questione dei dragaggi, cosa sicuramente necessaria, come dicevo prima. Bene. Senti Sindaco, io ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato, naturalmente tanti auguri a te di buon lavoro e a tutti i maranesi, e naturalmente ti aspetto alla prossima. Assolutamente, grazie mille Enzo per l'invito anche questa volta, e saluto tutti i telespettatori che ci hanno ascoltato. Ecco, grazie mille. Mandi. Questa trasmissione è stata offerta da Nautica Ceccherini.